Nonostante il calo demografico generale, il dato relativo alle iscrizioni alle scuole d'infanzia comunali per l'anno 2023-2024 resta stabile. Sono infatti 332 le domande di iscrizione alle 17 scuole d'infanzia comunali, richieste in lieve diminuzione, una ventina in meno rispetto al 2022, che non comportano comunque la perdita di sezioni. Addirittura io sono fiduciosa, succeda come l'anno scorso, che in itinere se ne aggiungono ancora. Questo ci dice che le nostre strutture sono competitivi, sono appetibili e quindi esprimiamo soddisfazione. In totale i posti a disposizione sono 950, di questi 572 sono assegnati ai bambini che devono terminare il ciclo scolastico e 378 i posti liberi. Le liste d'attesa al momento si riscontrano in 5 scuole: la Giuliari, la Trevisan, la Palladio, la San Gaetano e la San Lazzaro. Ogni sezione, per essere attivata, deve avere per legge un minimo di 15 bambini e un massimo di 29. La scuola di Casale è sempre stata una scuola piccolina, allo stato attuale ha 16 bambini, quindi diciamo è nel numero corretto previsto per legge. È chiaro che è un numero che deve essere sempre mantenuto e quindi poi noi il controllo finale lo facciamo in aprile e anche a settembre, questo ce lo impone la legge. Il 15 marzo la graduatoria provvisoria sarà disponibile nel sito del Comune, il 30 le graduatorie definitive e dal 31 marzo al 31 maggio saranno riaperte le iscrizioni fuori termine.